La Fondazione Siotto si occupa da oltre 20 anni di studi e ricerche sulla storia della nostra isola e in una chiave non localistica e attraverso uno sforzo di rigore filologico. Abbiamo pubblicato in questi anni una trentina circa di volumi e i due ultimi che ha curato carta sull'epistolario dello Spano fanno parte di una serie più lunga perché siamo arrivati soltanto fino al 1855 e ci mancano molti anni ancora a finire. Un lavoro rigoroso, un lavoro un po' come dire inattuale, nel senso che nel momento in cui la comunicazione prevalente è quella di Twitter, di messaggini di 160 battute, un libro di quasi 1000 pagine ovviamente è controtendenza, però noi abbiamo bisogno di uscire dalle banalità, abbiamo bisogno di uscire dalla superficialità, perché non si tratta tanto di una esigenza culturale, ma di un'esigenza direi più propriamente politica, civile. Abbiamo bisogno cioè di uscire dalle chiacchiere demagogiche per entrare nelle cose che sono molto difficili, molto complesse e vanno conosciute prima di essere affrontate.